Dunque Sindaco, questo furgone potremmo dire che è il segno di una solidarietà di comunità. Sì, indubbiamente, sia per chi ha contribuito economicamente all'acquisto, perciò i 2 istituti di credito, ma sia anche per i tanti volontari che utilizzano questo furgoncino al servizio delle persone più bisognose della nostra comunità, dai ragazzi alle persone anziane che devono anche recarsi in qualche ufficio oppure in qualche sede ospedaliera per degli esami, per delle visite. Ecco, questi volontari sono veramente il sale, sono veramente la luce della nostra comunità, persone straordinarie e preziose perché a titolo veramente gratuito offrono il loro tempo a servizio degli altri. Questa iniziativa è stata veramente innanzitutto una bellissima sorpresa perché la disponibilità degli istituti di credito sin da subito si è dimostrata attiva, presente e attenta e su questo devo anche riconoscere e ringraziare l'ex assessore al sociale Fiorella Ravagnolo che si è impegnata in parte per raccogliere i fondi e per mantenere i contatti con un istituto di credito particolare. L'altro istituto l'ho contattato e subito mi ha manifestato la propria disponibilità, il proprio interesse con un progetto anche a lungo termine, perciò questo ci coprirà anche le spese di assicurazione, di manutenzione del carburante e tutte le spese che potranno esserci nei prossimi anni dedicate appunto al buon funzionamento di questo mezzo. C'è bisogno di una collaborazione veramente ampia e partecipata da parte di tutti per esprimere veramente il valore di una comunità e il valore di essere veramente parte attiva di una comunità. Credo che sia molto importante poter essere presenti anche in queste situazioni grazie al donare, diciamo così, le sostanze necessarie per poter andare oltre. Questo furgone sarà molto utile al comune di Borso per poter svolgere quelle attività nei confronti anche delle persone meno fortunate e soprattutto poter dare un servizio che la comunità lo richiede. Io credo che noi siamo proprio in questo senso a servizio della comunità, a servizio del comune di Borso e di questo ne siamo veramente fieri. Avere una banca che lavora bene, che gestisce bene il denaro significa produrre dei margini e il nostro impegno di banca di credito cooperativo, siamo una cooperativa, è quello di riversare sul territorio una buona parte di ciò che noi realizziamo e quindi da una parte prima il sostegno a famiglie, imprese e artigiani e poi un sostegno quotidiano a tutte le iniziative benefiche che per funzionare hanno bisogno di contributi. Quella di oggi è un esempio, mettersi insieme per migliorare e potenziare un servizio di assistenza alle persone meno fortunate e meno autonome.